Tutti i grandi dolci napoletani, fatta eccezione per il babà, nascono nei conventi napoletani. E allora, se la pastiera nasce a San Gregorio Armeno, nel centro antico di Napoli, il Roccocò nel convento dell'Annunziata, le Sapienze, il dolce natalizio nel convento delle Sapienze, gli struffoli al convento della Croce di Lucca, c'è un dolce che nasce a Conca dei Marini, in Costiera Amalfitana, nel convento di Santa Rosa, un convento affacciato sul mare d'Amalfi, la Santa Rosa. La leggenda è nota in tutta la Costiera Amalfitana. Siamo nel 600. Nel convento di Santa Rosa è avanzato dal pranzo un po' di semolino e allora una delle suore cuciniere del convento decise di riutilizzare quel semolino. In che modo? Per farne un dolce. Aggiunse la ricotta, le uova, la frutta candita, l'acqua millefiori della Costiera Amalfitana. Ottenne un'imbottitura veramente sostanziosa e allora fece una spirale infinita di pasta sottilissima, ne tagliò una fetta e la spinse col pollice. Ottenne una forma che somigliava proprio in realtà a un cappello di monaco, a un cappuccio di un monaco o forse a una conchiglia, il simbolo del Cammino de Santiago. Imbottì questa conchiglia dell'impasto precedentemente realizzato, una croce di crema pasticcera a simboleggiare la croce di Cristo, delle amarene a simboleggiare il sangue del Signore. Era nata, in omaggio alla santa protettrice del convento, il dolce Santa Rosa. Passa qualche centinaio d'anni e Pasquale Pintauro, un oste dei quartieri spagnoli, prova a entrare in possesso della ricetta della Santa Rosa. Si racconta che fosse addirittura il nipote della zia badessa, è una ricetta segreta del convento, la zia resisteva, pare, secondo altre leggende, che solo in punto di morte lei si decida a rivelare la ricetta della Santa Rosa. Lui aprirà una pasticceria in via Toledo, decide però di semplificare il dolce, vuole farne un dolce da passeggio, via la crema pasticcera, via la marena, la riduce le dimensioni e gli dà un nome ingentilito, Sfogliatella. Era nata la Sfogliatella napoletana. Il dolce avrà un successo enorme a Napoli, ma ha saputo Pasquale Pintauro che al convento di Santa Maria Regina Coeli le suore hanno inventato un dolce molto simile, con la medesima imbottitura, ma stavolta con un esterno totalmente diverso, un velo di pasta frolla. Si fionda nel convento, entra in possesso di questa ricetta, era nata la Sfogliatella frolla. Due dolci sostanzialmente diversi fra di loro, a parte l'imbottitura, che però hanno lo stesso nome. E sapete qual è il più grande problema di noi campani? È scegliere ogni mattina fra la sfogliatella riccia e la sfogliatella frolla. All'inizio dici vorrei una riccia e un caffè. Poi dici no, stamattina voglio la frolla. No, ho sbagliato, voglio la riccia. Beh, insomma, c'è un unico modo per risolvere il problema: mangiarle entrambe.